L'annunciato maltempo ha raggiunto la Marca e dopo le piogge di ieri sera e stamattina il fenomeno più intenso poco dopo le 13, quando Treviso e la zona orientale della provincia sono state sferzate da un violento nubifragio con forti raffiche di vento che hanno abbattuto alberi, una ventina, anche lungo la Restera, fatto cadere in strada rami, causato diversi blackout e fatto volare tavolini e ombrelloni anche in pieno centro, questo è Piazzale Burchiellati. Una delle situazioni di maggior trambusto è la piscina rosa blu a Monastiera accanto alla casa di caccia. In pochi istanti il vento ha messo sottosopra l'area intorno alla piscina esterna. All'1:30 c'è stato un forte temporale che ha purtroppo nella parte del bar rovesciato un po' gli ombrelloni e scoperchiato qualcosa. Adesso i nostri ragazzi stanno già ripristinando tutto, siamo sempre ancora tuttora aperti per la piscina, per l'esterno il sole non c'è, per cui non c'è nessuno, domani siamo qua. Vento e acqua quindi che negli istanti di maggiore intensità del temporale hanno rovesciato gazebo e divelto parte della copertura del bar, ma il personale si è subito adoperato per ripristinare l'area. Al momento abbiamo preso un po' paura, ma il danno non era così grave. A Preganzioli, in via Desi, una pianta è caduta sulle auto in sosta, a Mogliano un'altra si è schiantata sui fili elettrici, a Cessalto il vento ha spezzato un grosso albero costringendo gli operai del comune a un intervento immediato. Analoghi problemi anche a Olmi di San Biagio, Motta di Livenza e Casier. Qui le potenti raffiche hanno letteralmente strappato dalla parete esterna di un appartamento la tenda che ricopriva il terrazzo, andata fortunatamente a schiantarsi con tutti i pesanti sostegni laterali nell'area verde sottostante e non in strada o dove poteva in quel momento transitare qualcuno. In via Tommaseo a Salgareda il vento ha scoperchiato un vecchio fabbricato facendo finire travi e frammenti di copertura sul tetto accanto. 12 le squadre dei vigili del fuoco uscite nel territorio, una cinquantina gli interventi da eseguire in seguito alle molte richieste di aiuto arrivate alla centrale del 115.